Un rapporto sessuale con protagonisti minorenni, il video che finisce via WhatsApp in altri 1000 telefonini e una ragazzina della Castellana segnata per sempre da una vicenda cominciata con troppa leggerezza. È uno dei casi finiti nelle indagini della Polizia Postale del Veneto in 2014, caratterizzato da un boom esponenziale dei reati telematici. Sicuramente vi è una recrudescenza del fenomeno con un aumento, diciamo, di queste tipologie di reati e problematiche. Vittime e carnefici sono spesso minorenni, come i 15 casi di prepotenze consumati tra ragazzini, un aumento del cyberbullismo di almeno il 20% e la Marca si trova in testa a questa classifica veneta dei soprusi. Quello che ci fa riflettere è che la maggior parte dei fenomeni che sono alla nostra attenzione sono distribuiti nei grandi centri dove la Polizia di Stato ha i propri uffici. Quindi parliamo di Verona città, parliamo di Venezia, parliamo di Treviso. Nella Marca aumentano anche le truffe via web. Il record aspetta un 36enne che in pochi mesi è riuscito a intascarsi 50.000 euro ingannando oltre 150 persone in cerca di affari sui siti che vendono prodotti tecnologici. Le indagini della questura evidenziano un fenomeno preoccupante che coinvolge allo stesso modo ragazzini e adulti, molto spesso imprenditori o professionisti con disponibilità economiche. Un selfie, una foto compromettente si trasforma spesso in uno strumento di ricatto. In alcuni casi stiamo notando sempre di più che la selfie e quindi diciamo la diffusione di foto diciamo personali non autorizzate in qualche caso sta scivolando verso il ricatto.